Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo per presentarvi una realtà che il prossimo anno compirà 70 anni nel mondo imprenditoriale dell'isola, con 250 dipendenti. Parliamo della Remosa e lo facciamo con l'amministratore delegato Giuseppe Buscemi, un'attività che va avanti dal 1955, nel momento in cui è stata realizzata, per assistere i mezzi in attività sulla 131. Si è poi sviluppata con la Salas e la realizzazione di questo grande stabilimento. È tutta la verità? Sì, assolutamente, è tutta la verità. L'azienda è nata nel 1955, ha iniziato a fare i primi passi nel mondo della manutenzione industriale, lavorando specialmente con la SAR, l'altro indotto del chimico e dell'industriale qui in Sardegna. Ha sviluppato le proprie tecnologie, tra le varie tecnologie che ha sviluppato è diventata un leader mondiale nella produzione di valvole per uno specifico impianto nella raffineria che si chiama il cracking catalitico, per semplificare l'impianto che produce la benzina. Per continuare nel racconto della storia, delle sue origini, il patron iniziale è Giulio Mambrini. Gli succede Romano Mambrini, che sarà presidente di Confindustria, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, e poi nel 2012 c'è un passaggio di consegne. Nel 2012 la famiglia Mambrini decide di passare l'azienda a una multinazionale inglese, il nome è IMI, è una società quotata alla Borsa di Londra, tra le prime 100 nella Borsa di Londra, con una capitalizzazione superiore ai 4 miliardi e mezzo di pound, quindi circa 5 miliardi di euro. Il passaggio per poter permettere all'azienda di continuare a crescere e rimanere leader mondiale in quello che sa fare nel mondo e continuare a sviluppare maggiori tecnologie. Un'azienda storicamente con sede nell'area di Giorgino, vicino al Porto Canale, e che poi 2 anni fa ha fatto un salto di qualità con un nuovo stabilimento. Abbiamo dovuto cambiare stabilimento in quanto l'aumento dei volumi, le necessità produttive hanno richiesto maggiore spazio, uno stabilimento moderno, più moderno, con i principi del lean manufacturing applicati, e quindi ci siamo spostati in questa zona industriale e abbiamo un bellissimo stabilimento. Il suo cognome non è sardo, da dove arriva, da quale esperienza? No, il mio cognome non è sardo perché papà siciliano ma mamma sarda. Io in realtà poi sono cresciuto in Sardegna, ho studiato all'Università di Cagliari. In realtà il mio percorso è quasi interamente legato alla Remosa. Io ho iniziato in
in Remosa come progettista industriale, conoscendo bene questi prodotti, e poi ho percorso varie fasi all'interno dell'azienda fino a diventare amministratore delegato, e ricopro anche una carica maggiore all'interno del gruppo IMI come presidente di tutta la regione Europa per IMI. Com'è la situazione economica in quest'area di Macchiareddu? Come vi trovate? No, ci troviamo assolutamente molto bene, credo che abbiamo portato anche il nostro contributo a quest'area industriale, essendo un'azienda fortemente a impatto manifatturiero. Ci dà 250 dipendenti, 120-130 in produzione, 50 ingegneri nell'ufficio tecnico, insomma siamo una bella realtà che ha trovato anche tanto supporto. Abbiamo anche sviluppato tante sinergie con partner locali, quindi anche l'avvicinarsi alla zona industriale ha aiutato la nostra attività manifatturiera. Grandi amici di Sardegna Ricerche. Grandi amici di Sardegna Ricerche. Con Sardegna Ricerche abbiamo iniziato un percorso molto interessante in una nuova linea di prodotto. Ci siamo avvicinati all'idrogeno, oggi siamo con un brand che si chiama IMI Vivo, siamo produttori di elettrolizzatori. Gli elettrolizzatori sono le macchine che producono idrogeno verde, e oggi siamo una realtà solida nel mercato internazionale, con commesse in Italia, in Corea, in Germania, e abbiamo sviluppato questo percorso anche con Sardegna Ricerche. Le prime discussioni sull'idrogeno sono nate con loro. Ed è curioso che un'azienda che lavora con le valvole di alta precisione, tecnologia industriale straordinaria, rivolta ai carburanti, al petrolio, poi si ritrova con l'idrogeno verde che potrebbe essere il carburante futuro dell'auto. Assolutamente, perché siamo andati lì, in realtà seguiamo i bisogni del cliente, anche i nostri clienti che sono le raffinerie si stanno domandando come possiamo rendere più green, più verde i nostri prodotti, anche loro si stanno affacciando al mondo dell'idrogeno, quindi insieme ai nostri clienti come partner abbiamo iniziato a sviluppare queste tecnologie. In futuro ci sarà un mix, se vuole il mio punto di vista, ci sarà ancora i carburanti tradizionali e una transizione verso i nuovi carburanti verdi. Siamo alle conclusioni della nostra chiacchierata. Nei giorni scorsi avete spedito una valvola gigantesca di quasi 30 tonnellate a Dubai, sempre per una raffineria. Sì, corretto, abbiamo spedito questa valvola precisamente di 29 tonnellate presso questa raffineria, perché attualmente abbiamo in raffineria più di 40 persone che stanno lavorando su una manutenzione, e nelle attività pre-manutenzione ci siamo resi conto mesi fa insieme al cliente che serviva una valvola in emergenza. Questa valvola è stata fabbricata in estrema emergenza nel nostro stabilimento per il nostro cliente, e poi ovviamente per recuperare il tempo si è organizzata una spedizione aerea. Il cliente ha organizzato una spedizione aerea, in quanto una spedizione marittima impiega un mese, una spedizione aerea si riduce in pochi giorni. Ci ha supportato Evispau Shipment come agenzia, e magari maggiori dettagli ve li può dare direttamente Enzo Brandi su questa attività, però era un'attività assolutamente, anche questo è un fiore all'occhiello per la Sardegna, insomma atterrano aerei giganteschi, questo in specifico è un Antonov, per prendere questi pezzi fabbricati da un'azienda leader mondiale in Sardegna. Siamo alla chiusura di questo speciale, quindi Brandi, voi da anni seguite l'attività della Remosa, in questo caso specifico, una valvola di 29 tonnellate, che accortezze e quali obiettivi nel percorso prevede? Allora, è una valvola di dimensioni eccezionali decisamente, per cui occorre già dall'uscita della Remosa delle autorizzazioni particolari per il trasporto sino all'aeroporto. Noi siamo intervenuti in questo caso non tanto per Remosa, ma per i clienti arabi che hanno comprato la valvola e hanno organizzato il noleggio dell'aeroplano Antonov. Io ho agito per conto non direttamente per gli arabi, ma per una casa di spedizioni italo-tedesca che ha noleggiato materialmente l'aeroplano, e doveva necessariamente noleggiare una tipologia di aereo del genere come l'Antonov, che è l'aereo cargo più grande al mondo, per poter trasportare una valvola di tali dimensioni.
era abbastanza alta, aveva 3,40 m di altezza, 3,25 m di larghezza e 5,40 m di lunghezza. Credo che il discorso più importante in questo caso per utilizzare l'aereo più grande del mondo sia il fatto del peso. Sia peso e dimensioni, perché anche le dimensioni non consentono ad altri aeroplani di cargo di caricare questo genere di valvola. Quindi l'Antonov può portare, credo, intorno a 100-110 tonnellate di merce. Quindi è venuto esclusivamente per caricare una valvola di 29, considerata l'urgenza della raffineria a Dubai, ma noi ci troviamo spesso, per conto di Remosa, a dover spedire via aerea valvole, perché sono comunque produzioni di estrema urgenza in ogni caso, perché le raffinerie in tutto il mondo mi risulta abbiano una perdita di $1 milione, $1,5 milioni di dollari al giorno per ogni sosta, per le soste della manutenzione. Grazie Enzo Brandi. Adesso andiamo con la linea della regia, ci risentiamo tra poco e affronteremo un altro argomento importantissimo che riguarda l'economia regionale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si è svolta a Cagliari l'assemblea di Coldiretti Sardegna, una visione strategica per la Sardegna del futuro, con oltre 1800 partecipanti giunti da tutta l'isola che si sono potuti confrontare con i candidati alla presidenza della regione. Sentiamo Luca Saba. Sì, questo è il popolo della Coldiretti, è il popolo dei nostri soci che amiamo incontrare nei momenti difficili. È un momento dove ci sono i trattori in giro, dove c'è il mal di pancia delle persone, noi lo dobbiamo ascoltare, dobbiamo capire se ci sono stati i nostri errori e dobbiamo capire come rimettere al centro l'agricoltura per i prossimi anni. Quindi questa situazione anche italiana, europea, ci ha dato la possibilità
di essere ancora più incisivi nei confronti dei candidati presidenti, a cui abbiamo chiesto con domande secche, con domande dure, se l'investimento sulla centralità dell'agricoltura per questa regione sarà garantito o no per i sardi, perché noi riteniamo che sia finito il tempo delle scelte ecumeniche di tutti i settori, ma che la Sardegna debba fare delle scelte definite. In primis scegliere un assessore all'agricoltura che politicamente abbia le capacità di portare dietro la Giunta verso la crescita di un comparto che oggi può raddoppiare la PLV, può arrivare a 4 miliardi, siamo a 2,3 miliardi, abbiamo il Veneto che ha 8 miliardi, perché non pensare ai 4 miliardi per la Sardegna? E poi l'accompagnamento deve essere quello di una burocrazia snella, di enti che funzionino, di vicinanza all'agricoltura, di acqua, di una chiara idea sulla produzione di energia e di cibo. Ecco, questo è quello che abbiamo chiesto ai nostri candidati governatori. 6 punti fondamentali, si parte da una politica robusta che possa coadiuvare le connessioni che voi avete creato in tanti anni. Coldiretti pensa al futuro, pensa ai nostri figli, ai nostri nipoti in una chiave agricola ma in una chiave di benessere. Siamo una forza sociale che raggruppa agricoltori, ma raggruppa cittadini, raggruppa persone che abitano nei centri rurali, quindi nella Sardegna, e poi il cibo è attrattore di, in qualche modo, ideali buoni, ideali sani. Ecco, sulla base di questo, come forza sociale, noi non possiamo chiedere solo una politica agricola, ma dobbiamo chiedere una politica dei trasporti, dobbiamo chiedere una politica del turismo, accompagnando quelle che sono le aziende turistiche perché vengano agevolate. Dobbiamo chiedere una politica dei servizi perché il turismo e l'agricoltura possano essere accompagnate da un'industria dei servizi che possa essere utile. Ecco, noi abbiamo provocato i nostri candidati presidenti perché le scelte siano scelte di interconnessione, non piccole repubbliche di assessorati che lavorano da soli e che non creano ricchezza. Questo è un momento particolare dove appunto si andrà a pensare al futuro. Mi permetto di dire che Coldiretti è già diversi anni, soprattutto Coldiretti Sardegna, lei con tutto il suo staff straordinario vi occupate di tutte quelle che sono le vertenze, le problematiche. E come sta andando? È un momento duro, come avete visto, se ci sono i trattori in piazza che magari in qualche modo contestano anche noi, significa che non siamo riusciti a fare tutto. La storia insegna che in questi anni ci siamo stati, ma probabilmente non è bastato, quindi noi prendiamo il lato buono della protesta, cioè che è quello di stimolare noi per fare di più. Siamo vicini ai nostri soci, siamo solidari anche a chi sta male e che oggi ha scelto di protestare, ma con lo spirito di rimetterci al centro e poter ottenere qualcosa di più. Speriamo di farlo nell'interesse dell'agricoltura sarda. Abbiamo raggiunto Antonello Fois, presidente Nord Sardegna Coldiretti. Che confronto è stato? È stato un confronto necessario per poter porre effettivamente quelle che sono le problematiche dell'agricoltura della nostra regione ai candidati al governo di questa regione. Ci aspettiamo che questo tipo di presa di posizione e di impegno si trasformi in qualcosa di spendibile realmente a beneficio della nostra agricoltura. Paolo Corrias, presidente Oristano Coldiretti, è stato un confronto molto costruttivo con i candidati, tra i quali ci sarà l'aspirante presidente alla regione. Che tipo di confronto è stato? Quella di oggi è stata una giornata programmata, necessaria, che serviva per parlare alla nostra base sociale e confrontarci con i candidati alla presidenza della Regione Sardegna. Sono tanti i temi che abbiamo affrontato e che necessitavano di essere analizzati. Primo tra tutti forse la lentezza della macchina regionale. La burocrazia sta affossando le nostre aziende, non possiamo più permettere una situazione stagnante di questo genere. Quindi ci siamo confrontati in maniera costruttiva con i candidati per chiedere un cambio di rotta deciso per il futuro. E abbiamo raggiunto anche il presidente di Coldiretti Nuoro. La questione che lei ha sottoposto ai candidati è una questione importante non solo per il territorio ma per continuare. Sì, io ho posto la domanda per la centralità e l'importanza che è il cibo buono e di qualità. Io ho un'esperienza, come per tanti anni ho fatto il presidente di una cooperativa, Lato Casearia, e quindi so bene come affrontare il problema e come spiegare alla nostra politica i problemi, perché noi per circa 12 anni ero presidente,
6 anni consigliere, quindi abbiamo cercato di programmare, di produrre ottimo cibo, però molte volte, anche producendo ottimo cibo, avevamo costi alti anche per portare il cibo fuori, perché noi in Sardegna dicono che abbiamo la continuità territoriale ma non ce l'abbiamo. Quindi ho fatto anche dei conti quanto ci costava esportare questo cibo e importare anche le materie prime per poterlo produrre, cioè mangimi, foraggi, quando non si riuscivano a produrre qua. Quindi avevamo un costo molto eccessivo di produzioni. Quindi io voglio che sia la centralità del cibo, ma anche abbassare i costi per produrlo. Giorgio De Murtas, presidente Coldiretti Cagliari, lei ha sottoposto una questione ai candidati alla regione. Sì, in Sardegna stiamo vivendo un grosso problema che è quello dello spopolamento. I nostri giovani, quindi le nostre menti più floride stanno andando via e però viviamo una situazione paradossale perché abbiamo tantissimi terreni agricoli abbandonati, anche molti terreni seminativi e dopo 5 anni vengono abbandonati, poi che cosa succede? Cresce il cisto viene considerato bosco, non può essere più coltivato. Ecco, da questo punto di vista, proprio perché la parola chiave è spopolamento, cercare di riportare i giovani a lavorare la terra con dignità e con reddito, è necessario cercare di limare i vincoli che impediscono a queste terre di essere ricoltivate. Quindi per combattere lo spopolamento uno dei modi è quello di riassegnare queste terre che vengono definite boschive attraverso l'eliminazione dei vincoli all'agricoltura, anche perché diciamoci, delle cepaie di cisto non possono essere considerate un bosco quali possono essere quelli dei leci o delle roverelle o di altre piante come olivastre eccetera, quindi là effettivamente è un falso problema, erano terre che erano dedicati all'agricoltura e come tali devono rimanere, altrimenti noi continuiamo ad avere terreni abbandonati e anche un grosso problema degli incendi, perché poi a settembre piangiamo sugli incendi. Ecco, queste terre lavorate diminuiscono anche il carico di incendio delle nostre campagne. Abbiamo raggiunto anche il presidente di Coldiretti. Presidente, un'assemblea che ha avuto un grande successo soprattutto da un punto di vista di partecipazione ma di condivisione con il futuro candidato. Oggi erano presenti 3 dei 4. Sì, per noi è fondamentale questo metodo, ci siamo visti come consigli provinciali a Borore una ventina di giorni fa, abbiamo presentato una piattaforma oggi ai candidati, verremo, se gli impegni presi pubblicamente davanti a 2000 soci poi verranno rispettati realmente quando uno di loro diventerà il governatore della Sardegna. Il tutto in una chiave di sviluppo per la Sardegna, 6 punti fondamentali che voi avete toccato, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Assolutamente, qui non si tratta di tappare falde, qui si tratta di organizzare, programmare, avere una strategia per il futuro, per i prossimi 20 anni. Abbiamo un fiume di risorse, bisogna saperle investire affinché si creino le condizioni per ridare dignità agli allevatori e agricoltori. Solo in questo modo riusciamo a crescere tutti assieme come sistema. Siamo convinti che l'agricoltura e il turismo debbano assolutamente andare in simbiosi e far crescere questa regione, invogliare i giovani a non scappare ma tutt'altro a investire ancora di più in agricoltura. Presidente, ci piace ricordare l'impegno di Coldiretti Sardegna su tanti fronti. Negli ultimi anni noi li abbiamo raccontati, li abbiamo condivisi con voi. Oggi non è un punto di partenza ma neanche di arrivo, è la continuazione del vostro lavoro. Assolutamente, nei prossimi giorni saremo nuovamente al Brennero, ci siamo stati per 6 anni per vigilare una concorrenza leale dei prodotti, saremo nuovamente a Bruxelles dove si gioca una battaglia importante. Ricordo che come Coldiretti abbiamo promosso la campagna del no al cibo sintetico, l'Italia è la prima nazione in Europa che ha legiferato in proposito, abbiamo già portato dalla nostra parte una decina di stati ma dovremmo avere almeno la maggioranza in Consiglio europeo. Queste sono le nostre battaglie, siamo delusi per certi aspetti ma sempre più determinati e motivati ad andare avanti in questa linea. Prima di lasciarla al momento conviviale nel quale incontrerà tutti i soci della Sardegna, le chiedo, questo evento è stato strutturato in una maniera molto importante e il suo staff è sempre all'altezza della situazione?
Sì, per noi è importante, ringrazio tutta la squadra dei dirigenti rinnovata della struttura, senza la loro collaborazione non potremmo fare eventi di questa natura, perché riuscire ad essere così tanti a Cagliari in questo periodo, lasciare le aziende e venire qui significa che c'è comunque attaccamento a questa organizzazione che da 80 anni non ha cambiato logo, simbolo e crede sempre di più nei valori fondanti di questa organizzazione. Bene, abbiamo ascoltato i protagonisti di questa giornata che ha visto l'Assemblea di Coldiretti sottoporre i candidati, dal quale uscirà il futuro presidente della regione, le criticità ma soprattutto i punti costruttivi, 6 punti fondamentali che vanno dall'energia alle riforme ma soprattutto che prendono in considerazione il futuro della Sardegna in una chiave di sviluppo. E adesso non ci resta che dare la linea alla regia con le immagini del nostro Antonio Carta, continuate a restare con noi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolate e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un'opera pittorica come monito contro il cyberbullismo, ma anche una speranza per le vittime di haters sui social. Per Panorama Sardo raccontiamo l'iniziativa sostenuta dall'amministrazione comunale di Olbia, realizzata dal padre di Vincent Plicchi, il 23enne di Bologna che trascorreva le vacanze ad Olbia, che nell'ottobre scorso si è tolto la vita in diretta a TikTok dopo aver subito post risultati falsi che lo bollavano pubblicamente come pedofilo. Dal momento della tragedia, Matteo Plicchi si è dato un obiettivo: trasformare il suo dolore in una esortazione per i giovani a non rimanere isolati e a condividere il fardello degli attacchi di odiatori seriali. Matteo, lei è qui ad Olbia non per caso, è padre di Vincent Plicchi. Che cosa è successo nell'ottobre dello scorso anno? Mio figlio si è, a causa di una persecuzione online, un tipico caso di cyberbullismo, si è tolto la vita esasperato da accuse infamanti che poi gli stessi responsabili hanno confessato successivamente, ma troppo tardi, e quindi lui non ha retto lo stress e ha voluto, diciamo, congedarsi con questa scelta drammatica, ma che per lui era diventata l'unica soluzione per dimostrare la sua innocenza dalle accuse che aveva ricevuto, e che chiaramente attraverso i social erano diventate una cosa
veramente insostenibile, minacce di morte, una cosa devastante. E nonostante io avessi percepito che lui aveva chiuso alcuni profili e gli avessi chiesto anche se avessi bisogno di supporto, cosa stesse accadendo, lui purtroppo sia con me che con i suoi migliori amici, che con la sua compagna, che con la cugina con cui andava fuori tutti i giovedì in rollerblade, con tutti, come era un po' il suo carattere, non ha voluto mostrare la difficoltà e ha incamerato tutto questo dolore e preoccupazione finché, con degli ultimi messaggi fortissimi, violenti che aveva ricevuto, ha deciso di salutare questo mondo che per lui era troppo crudele. Lui ha deciso di farla finita, l'ha fatto pubblicamente, come in diretta, non mostrandosi, ma infatti io l'avevo sentito alle 8:30, 8:50, che erano vicini di casa, però lui mi aveva detto che, visto che bussavo troppo alla porta sua, essendo papà, no? Ha detto, però stai nelle tue, non era la mattina, aveva scritto, io ero fuori Bologna per lavoro, mi ha scritto che non poteva, aveva mal di testa, non si sentiva andare a lavoro, dico avvisa i ragazzi, tutto a posto, poi se vuoi qualcosa, poi arrivo verso sera sul tavolo, dico ti portano medicina, no, tutto bene, intanto ho sentito anche più tranquillo, invece penso che dopo 40 minuti sia successo tutto, e a me mi hanno chiamato, ho sfondato la finestra, poi l'ho trovato io, quindi molto brutto, e quindi spero che questo che noi rappresenteremo resti come messaggio ai ragazzi, che non si isolino e che comunque sto Stato faccia qualcosa, perché non c'è una legge che permetta di perseguire questi 3 su 4 sono stranieri. Chi li fa prendere? Cosa gli dico? Noi abbiamo, per l'istigazione al suicidio, che è l'unica cosa che sarebbe pertinente, sono già parlato ai legali, hanno detto, ma lo è uno che ti manda 700 messaggi al giorno e ti dice buttati dalla finestra, o non lotterete mai. Vai incontro a una diffamazione, c'è un incensurati in America, così, però denuncia per diffamazione. Gli hater sono stati tutti individuati. Sono stati tutti individuati. I capi, diciamo, di questo movimento. Sì, i capi l'hanno confessato loro, perché però... E non c'è stata nessuna ipotesi di reato nei loro confronti? Niente. Signore, la procura non fa niente. What are you doing there? Come here. It's all right. Everything will be better. Trust me. I believe in you, Mike. I believe in you. Era un'anima bella, uno striscione allo stadio della Curva del Bologna, grandissimo, proprio infatti riportava, ciao Vincent, anima bella, perché era un ragazzo d'oro, era un fratello meraviglioso di sua sorella e il suo fratellino, era un figlio che non ha mai dato un problema, aveva una grandissima vena artistica che infatti lui riusciva ad esprimere su TikTok. Ecco, lui anche inconsapevolmente era diventato famosissimo su TikTok, aveva creato un personaggio, lo aveva lanciato, aveva centinaia di migliaia di follower in pochissimo tempo, e questo probabilmente ha generato una grandissima invidia da parte degli hater che si sono scatenati contro di lui. Ecco, parliamo di Vincent artista. Che cosa aveva inventato? Vincent, allora, fin da piccolo noi facevamo, io sono appassionato di Star Wars, quindi fin da piccolino gli avevo regalato una spadina laser, ne avevo prese 2 di plastica, che però si illuminava e mi prendevo delle randellate nelle mani, mi ricordo, ci chiudevo tutte le luci e ci inseguivamo, facevamo queste battaglie, quindi lui poi si è appassionato come tanti ragazzi ai videogame, e questo personaggio, questa community in cui lui era entrato, sono ragazzi che imitano un personaggio militare di un gioco Call of Duty molto famoso, e
mascherati, personaggi mascherati, vestiti da militare con una maschera da operazioni speciali e quindi molto tenebrosi, duri, eccetera. Vincent era partito da lì, poi gli aveva messo la spada laser invece che le pistole, poi gli aveva messo che suonava la chitarra perché era autodidatta, aveva imparato a suonare la chitarra, ci aveva messo il canto, ci aveva messo i balli, che era un grandissimo ballerino, da ragazzo faceva anche breakdance, ci aveva messo il suo gatto in mano, quindi lui si autodefiniva I'm a clown, perché il suo sogno era regalare dei sorrisi ai suoi follower e aveva fatto un corso di doppiaggio, era molto bravo, quindi di giorno lui faceva il tatuatore, quindi era un ragazzo che aveva una vita concreta, vera, reale, e alla sera faceva questi suoi show con cui lui e che comunque gli è arrivata una sponsorizzazione dall'azienda delle spade laser, insomma prendeva anche 2 soldini. Io avevo aperto un profilo solo per guardarlo e controllavo i contenuti da papà, sempre un po' apprensivo, e vedevo che erano bellissimi, tutti che lo ringraziavano. E purtroppo questo suo successo con un personaggio antieroe, anti tutto quello che era il format proposto fino a quel momento, ha creato un'invidia che però non è un'invidia, ci tengo a ribadirlo, non solo per i follower che mi rubi, ma perché su TikTok avere più follower significa fare delle dirette retribuite. E quindi probabilmente alcuni signori che dopo hanno organizzato questo artifizio contro di lui hanno compreso che togliere follower a lui li prendevano loro e quindi avrebbero anche aumentato i loro introiti, perché purtroppo non è solo una vetrina TikTok. Suo figlio era stato falsamente accusato di pedofilia, lo diciamo giusto per inciso. Poi pedofilia per uno scambio di messaggi con una ragazza di 17 anni, lui ne aveva 23, però non neanche accusa di pedofilia. Questi hanno usato questo scambio di messaggi, tra l'altro, e hanno pubblicato online solo l'inizio di questi scambi di messaggi, ma poi dopo questa tizia volutamente c'è nelle confessioni, vuole portarlo al sexting e lui dice guarda non mi interessa parlare con te, lasciami stare. Loro hanno pubblicato solo gli stralci in cui lui veniva, quindi hanno... Una cosa scientifica, scientifica, è stata messa giù scientificamente. Ecco, la Procura come ha reagito nei confronti di questi hater e nei confronti insomma di chi ha prodotto e ha portato al suicidio suo figlio? La Procura non ha fatto niente, nulla. Sono liberi questi ragazzi? Hanno aperto un fascicolo contro ignoti, ma per procedere, perché online ci sono le confessioni di questi ignoti che non sono neanche più ignoti, perché il web poi ha fatto le sue indagini e io personalmente sto facendo altre indagini sui dispositivi di Vincent, cioè io sto facendo quello che avrebbe dovuto fare la magistratura, lo sto facendo io e praticamente l'input della Procura è se vuole che si vada avanti dovete presentarci una querela, cioè loro non possono procedere d'ufficio e io mi chiedo come sia possibile, cioè adesso è diventato proprio un fatto, io troverò la verità, però di scendere a questo ricatto in cui la Procura o io gli faccio la denuncia o loro non fanno niente mi sembra, non lo so, sono un cittadino, pago le tasse, faccio tutto quello che devo e perché non mi tuteli? Hai bisogno che io ti faccia la denuncia perché tu non puoi andare a vedere TikTok dove hanno confessato cosa hanno fatto e loro hanno una capacità di indagine che potrebbe andare oltre, anche perché 3 su 4 di questi, 3 su 5 sono negli Stati Uniti, sono stranieri, quindi cosa fa papà Matteo? Va in America. Invece papà Matteo pensa di utilizzare questo suo grande dolore per trasmettere un messaggio anche ad Olbia. Perché anche ad Olbia, oltre che a Bologna? Allora, sì, sicuramente ho chiesto il supporto di vecchi amici, artisti di street art, quindi che realizzano murales a livelli pazzeschi, bravissimi, perché vogliamo lasciare un murales e verrà fatto a Bologna, sempre patrocinato dal Comune di Bologna, ma anche ad Olbia, grazie alla giunta del sindaco Nizzi, che ha dato disponibilità in una parete qui adiacente al comune, in via della Refezione. La Refezione, in cui andremo a realizzare un murales che è sia certo di ricordo di Vincent, perché Vincent
Noi lavoriamo come famiglia da tanti anni su Olbia. Perché lui amava Olbia. Lui amava tantissimo Olbia, cioè abbiamo solo foto di ricordi tra Golfo Arancia, abbiamo casa Calasassari, sott'acqua, le cose, e poi aveva anche partecipato alla realizzazione del cantiere proprio come operaio, spaccando le pietre qui sul cantiere del lungomare. Un ragazzo che si dava anche da fare sì, no, per realizzare le sue attività, i suoi sogni, no? Come tutti. Era veramente un ragazzo coi piedi nella realtà, perché purtroppo inizialmente anche il giornalismo è stato un po' facilone e l'ha descritto come il nerd chiuso in casa, sempre sui social. Che non era assolutamente così, perché visto uno che spacca le pietre sono basse e pesanti. E dopo era già quasi 2 anni che faceva il tatuatore, quindi lui era artista, quindi sicuramente le pietre era meno artistico, però era necessario in quel momento, quindi l'ha fatto, e dopo si stava guadagnando da vivere facendo il tatuatore, eccetera. Quindi di tutto questo fatto che abbiamo avuto questa disponibilità, e realizzeremo queste 2 opere sia a Bologna che a Olbia in ricordo, ma anche come messaggio, monito contro il cyberbullismo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Telesardegna e Panorama Sardo. Questa sera andiamo a parlare con un giovane imprenditore che arriva da una storia aziendale familiare di lunga data, e parleremo di sicurezza, parleremo di edilizia, di ponteggi e non solo. Quindi abbiamo raggiunto Carlo Giraldo della Giraldo Ponteggi. La sua è un'azienda che nasce nel 2006 come costruzioni e poi si evolve sulla sicurezza con i ponteggi. Sì, in effetti è una bella evoluzione da questo punto di vista, una specializzazione più che un'evoluzione, anche perché ho sempre pensato che l'edilizia avesse necessità, soprattutto in Sardegna, di una migliore formazione dal punto di vista specialistico tra tutte le attività che appunto sono comprensive in questo larghissimo campo dell'edilizia. La Giraldo Ponteggi ha sede a Guspini, che è una zona industriale molto interessante, ma si espande in tutta la regione.
Sì, è vero, lavoriamo in tutta la regione, abbiamo una sede anche a Muros, alle porte di Sassari. Le idee sono ovviamente di ampliare il bacino in maniera sempre più capillare. È vero che lavoriamo fondamentalmente in tutta la Sardegna. Sì. Questo lavoro regionale è un lavoro soprattutto di sicurezza, perché i ponteggi sono regolamentati dal PIMUS, che è un piano di sicurezza che deve esserci per quanto riguarda questo tipo di attività. Vero, verissimo. Guardi Umberto, secondo me questo è uno degli aspetti che ha portato un'evoluzione importante nel nostro settore, perché la documentazione, la burocrazia che c'è dietro al mondo dell'edilizia oggi come oggi è un aspetto davvero importante che costa alle aziende, ma soprattutto dà una responsabilità non indifferente all'imprenditore, che oggi come oggi decide di evolvere la propria valutazione sull'aspetto ponteggi affidandosi a degli specialisti come Giraldo Ponteggi. È anche secondo me un ottimo sistema per l'imprenditore edile di massimizzare, appunto come dice lei, l'aspetto sicurezza e perfezionare ogni dettaglio il più possibile. Lo ricordiamo per i telespettatori di Panorama Sardo, il PIMUS è il piano di montaggio, uso e smontaggio di un'impalcatura che però, detto così, può sembrare banale, ma ci sono tanti aspetti sia tecnici che di sicurezza. A parte che lei è preparatissimo, quindi tra un po' le faccio un'offerta di lavoro, Umberto, davvero bravo. Sì, è vero, il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, che insieme ad altre documentazioni, tipo il piano operativo di sicurezza e eventualmente il progetto, relazioni di calcolo in caso di ponteggi particolari, sono appunto dei documenti fondamentali per il montaggio di qualsiasi ponteggio. Giraldo, c'è chi ci mette la faccia, lei lo fa molto anche nel sociale, collabora con associazioni sportive, perché lei ha anche un passato da arbitro di calcio, ha un passato sportivo e quindi è vicino anche alla comunità. Però mi permetto di dire che i suoi ponteggi sono ben visibili perché c'è anche un'accuratezza nell'immagine. Grazie, in primis sì, è vero, un passato da arbitro, mi ricordo quante bestemmie avrò preso in tutta la carriera, sì, davvero tanto bello. Però è un'attività che mi ha dato tanto dal punto di vista formativo nella formazione del carattere, è un'attività calcistica che mi ha permesso di conoscere tantissime persone e farmi anche una cultura del calcio stesso. Poi adesso ripresa con l'attività dirigenziale, con la Don Bosco Fortitudo e niente, sì, è vero. La Giraldo Ponteggi è molto attenta anche a all'attività calcistica, non solo nella Don Bosco Fortitudo che sponsorizziamo, ma anche come sponsor del Cagliari Calcio, con una politica, come posso dire, vicina alle attività sociali, calcistiche e sportive in questo caso. Cerchiamo di educare un pochino tutta l'azienda a veri valori del calcio, dello sport, della realtà, così lo portiamo in ogni attività che utilizziamo nella nostra attività di ponteggi. Noi intanto la ringraziamo per questo tempo che ci dà a disposizione, perché lei ha uno staff molto preparato tecnicamente e anche da un punto di vista di operatività, però lei presiede sempre quelli che sono non solo i montaggi e gli smontaggi, ma la gestione di questi ponteggi, perché oltre alla sicurezza di chi lo monta, la sicurezza di chi ci lavora e soprattutto la sicurezza di chi ci passa. Assolutamente vero, sì, ovviamente magari prima avevo una cura più presente, ero un pochino più presente quando i cantieri erano un pochino inferiori come numero. Oggi per una questione numerica abbiamo vissuto anche 130 cantieri nel passato recente
è normale che devo anche io delegare, quindi certi aspetti che sarebbe bello gestire in prima persona vanno giustamente delegati ai nostri collaboratori che sono davvero degli ottimi tecnici. Le chiedo, il bonus edilizia è stato negli ultimi anni, e forse lo è ancora, un elemento di discussione sia in chiave positiva che insomma di caratteristiche da cambiare o da modificare. Lei ha visto un cambiamento in tal senso? Assolutamente sì, è palese agli occhi di tutti quanti cantieri abbiamo visto, insomma, nei centri abitati della Sardegna, nel bene o nel male, nel senso che poi un ponteggio comunque da un ponteggio barra un cantiere dà dei disagi al condomino, quindi al vicino di casa, però sì, ha dato tantissimo indotto al nostro settore, al settore dell'edilizia. Io ho avuto un ritorno come attività in maniera importante, palese, però sono un pochino critico su questo aspetto perché è palese che come è stato gestito già dall'inizio, sia per il bonus facciate che per il super bonus 110, ha dato dei problemi importanti, per esempio un rincaro delle materie prime, dei materiali. Insomma, io stesso ho subito tanto il rincaro dei ponteggi. Nonostante ciò abbiamo, e lo dico con vanto, abbiamo contenuto tutti gli aumenti da parte della nostra azienda pensando che il cliente venisse prima di tutto. Le persone per me vengono davvero prima degli interessi e quindi non abbiamo aumentato come con lo stesso regime al quale abbiamo visto l'andamento dei prezzi. Spero che questo ci dia un grande vantaggio nel futuro prossimo. Ha mai ricevuto qualche richiesta particolare, un po' bizzarra dal mercato? Ma guardi, proprio nel super bonus, nel periodo del super bonus, assolutamente sì. C'è con un incremento dei contatti di circa il 140% rispetto a settembre dell'anno precedente, mi sto riferendo comunque a settembre 2021, sì, sono delle proposte davvero di pagamenti di ponteggio a praticamente a prezzo d'oro. Sì, torno a dire, insomma, secondo me un'azienda che basa la propria organizzazione sui valori che devono essere il primo motore per far girare tutto, non può scendere a certi compromessi. Se un giovane volesse avvicinarsi a una realtà imprenditoriale come la sua, voi date la possibilità di prendere in considerazione questo lavoro, che è anche un lavoro di new generation, no? Ma io su questo sono assolutamente d'accordo, siamo sempre molto vicini ai ragazzi, ai giovani, con gran vanto dico che abbiamo un'azienda molto giovane, quindi sono estremamente contento di questo. Continuiamo a ricevere numerose richieste di lavoro da parte di ragazzi che sono anche la prima esperienza. Questo mi fa pensare che siamo sulla giusta strada, nonostante la tendenza, insomma, dei nostri clienti del settore a un pochino a invecchiare quella che è l'età media degli operatori in edilizia. Noi per fortuna siamo in controtendenza. Aggiungo che secondo me sarà questo un bel settore in futuro, un settore dove i giovani potranno ricevere le giuste soddisfazioni dovute comunque a un'edilizia che non è quella di 20 anni fa. Oggi le tecnologie sono avanzate, noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti ponteggi mobili, ascensori da cantiere, ponteggi sospesi su fune,
quindi dove la prestazione della manodopera non è quella più prettamente manuale, ma è un'edilizia basata davvero sull'individuo e sulla capacità intellettuale per una nuova realizzazione più consapevole degli edifici. Il nostro tempo a disposizione sta per terminare, le chiedo, Carlo Giraldo, un sogno nel cassetto. Guardi, il mio sogno nel cassetto è vedere la Sardegna con un ponteggio sicuro in ogni angolo. Questo lo dico con la mano sul cuore. Penso che dal punto di vista sicurezza si sia fatto tanto in questo periodo, ci sia ancora tanto da fare. Nel periodo del super bonus io ho visto delle cose che non avrebbe voluto vedere. Beh, effettivamente sono stati rispolverati da qualche impresa, da qualcuno, dei ponteggi che io mi auguro sinceramente non dovrei mai più rivedere nella vita. Credo davvero che si possa migliorare nettamente la cultura dell'edilizia, che noi sardi possiamo dare tanto nella ricerca e nello studio per ridurre al massimo quelle che sono le morti bianche nel nostro settore. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Tele Sardegna e Panorama Sardo. Ci siamo spostati a Susicu, dove è stata inaugurata da alcuni mesi la nuova passeggiata e anche l'inaugurazione di nuovi locali di intrattenimento. Allora oggi vi presentiamo una nuova realtà qui dal Molo di Bonaria e seguiteci. Lavoro nel settore dolciario da 40 anni, ma la mia famiglia ancora prima, per un altro secolo. Questo è il nostro ultimo gioiello, un posto in una località fantastica perché è veramente uno spettacolo naturale.
essendo cambiata la città di Cagliari, essendosi aperta al turismo, abbiamo deciso di aprire i nostri punti vendita per dare un servizio diretto, quindi non più solo il servizio agli alberghi, agli altri locali, ma punti vendita dove poter dare il prodotto e il servizio direttamente al cliente finale. Questa apertura è l'ultima che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni. In un posto fantastico, abbiamo partecipato a una gara fatta dall'autorità portuale e ce la siamo aggiudicata e siamo veramente felici di essere davanti al mare, in un posto spettacolare dove tutti i cagliaritani vengono a fare la passeggiata e a godersi un momento di relax in centro città, peraltro. Non posso non chiederle delle meringhe. Certo, le meringhe sono la lunga storia dell'antica pasticceria Tramer, aperta a Cagliari da dei signori svizzeri. Abbiamo acquisito questa attività nel 2022 e da quel momento abbiamo trasferito la ricetta al nostro laboratorio e produciamo noi le meringhe che diffondiamo anche non solo nello storico locale di Piazza Martiri, ma anche nei nostri punti vendita, in modo che anche gli altri clienti possano gustare questo meraviglioso dolce. Abbiamo raggiunto Nicolò Abate che si occupa dello sviluppo dell'azienda Dulcis, oggi una nuova apertura che si va a completare con quelle già in essere. Sì, questo è stato uno dei progetti che abbiamo seguito con più cura e con più attenzione negli ultimi anni. Parte dal progetto dell'autorità portuale per lo sviluppo dell'area di Susicu e ha realizzato appunto tre fabbricati, 3 strutture, una dedicata appunto a bar caffetteria, una seconda dedicata ai servizi per la nautica e una terza alla ristorazione. Questo progetto, questo punto vendita è il quinto di quelli che realizziamo e ha le caratteristiche di essere un locale studiato appunto sullo splendore di questa passeggiata di tutti quanti i cagliaritani. Lo vediamo dagli arredi e anche dalla fruibilità del locale stesso, è stato pensato proprio per questa nuova passeggiata di Susicu. Sì, esatto, la caratteristica è quella di cercare di recuperare un po' dei temi tipici della nautica e anche della semplicità dei materiali che utilizziamo nella realizzazione dei locali. Molti di questi arredi sono stati realizzati appunto da artigiani e da tante persone appunto che hanno reperito sia i materiali che anche le idee localmente e abbiamo preso spunto anche da alcune locali scandinavi e quindi abbiamo cercato di dare un taglio che accosti la semplicità degli arredi e la bellezza senza occupare troppo spazio, senza togliere troppo allo scenario che abbiamo qua davanti. Maria Luisa Abate che nell'azienda Dulcis si occupa degli eventi, di quelli che sono gli allestimenti, ma soprattutto la gestione dei punti vendita. Sì, buonasera. Io mi occupo dell'organizzazione e la pianificazione di tutti gli eventi aziendali che sono sia nei nostri locali, quindi che possono essere realizzati all'interno dei nostri locali, o anche lavoriamo con la pubblica amministrazione, perciò possiamo comunque gestire eventi anche fuori dalle nostre sedi. Questo è un po' il lavoro che faccio. L'andamento della gestione degli eventi è data sicuramente da quelle che sono le caratteristiche dei posti. Voi avete dei punti vendita che si sposano sia per farli internamente, questo nuovo di oggi anche in esterna qui sul Molo. Le richieste sono sempre richieste che vengono gestite in una maniera come? Allora sì, intanto speriamo di fare tantissimi eventi perché questo posto è meraviglioso, ha una faccia sul mare incredibile, quindi aspettiamo l'avvento della bella stagione per iniziare, ma abbiamo comunque realizzato anche una bellissima sala all'interno dello stabilimento in via Bacco, perciò facciamo eventi anche in quella sede. E poi gli eventi sono disparati, nel senso che le persone comunque hanno il pretesto per festeggiare, che sia un compleanno, una festa di laurea, un battesimo piuttosto che una cerimonia.
Sì, le persone festeggiano, devo dire che c'è stata una ripresa in questo settore incredibile, per fortuna dopo il Covid, e lavoriamo moltissimo su questo fronte. Sì. La qualità è fondamentale, voi avete la qualità ma soprattutto l'identità. Noi abbiamo la qualità e devo dire che ovviamente, come dico sempre ai ragazzi, è un gioco di squadra, quindi non mi prendo e non ci prendiamo noi il merito, ma il lavoro è dato dalla coesione di queste forze, perciò è un lavoro di squadra, abbiamo dei pasticceri bravissimi, dei ragazzi che comunque si occupano degli eventi, perciò il merito è veramente di tutti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione. In questi giorni che precedono l'appuntamento elettorale del 25 febbraio abbiamo avuto tanti interlocutori, sicuramente tutti i rappresentanti del mondo dell'economia, ma oggi siamo nella sede dell'Ordine dei Medici della provincia di Cagliari perché con il presidente Emilio Montaldo voglio ripercorrere per il telespettatore quello che è stato l'editoriale sul mensile dell'Ordine dei Medici dedicato al prossimo assessore. Caro assessore, ti scrivo. Che cosa gli abbiamo scritto, Montaldo? Gli abbiamo scritto intanto che non bisogna badare soprattutto alla
alla parità di bilancio, cioè quindi evitare il taglio lineare, perché con un bilancio in parità, con un po' parafrasando quello che proprio ho scritto sull'editoriale, quello che disse Robert Kennedy di tanti anni fa, che il PIL non equivale alla felicità, insomma, ecco, la parità di bilancio non equivale assolutamente a una buona assistenza sanitaria. Si può arrivare a una parità di bilancio o comunque a un'amministrazione congrua, corretta e responsabile, ma senza partire da quello, cioè bisogna partire dalla salute dei cittadini. Per farlo noi dobbiamo pensare che la gestione della sanità deve essere rivista nella quasi totalità dei comparti, il comparto del territorio, soprattutto il comparto ospedaliero. E una buona gestione del territorio consente di gestire anche in un modo adeguato l'ospedale di pronto soccorso, l'intasamento, le liste d'attesa, cioè tutte queste cose qui che rappresentano il problema della sanità. Naturalmente della sanità in Sardegna, anche nel resto dell'Italia, devo dire. Naturalmente questo deve partire da un completamento degli organici, da concorsi, da rendere appetibile la professione di medico, che in certe specialità, soprattutto nell'urgenza, nell'emergenza, nell'anestesiologia, nella chirurgia, in varie branche della chirurgia e anche nella medicina generale, nonostante proprio oggi sul giornale ci sia scritto che hanno nominato moltissimi medici di medicina generale, ma soprattutto a Cagliari, perché Cagliari ovviamente rappresenta un polo di attrazione anche per chi ci lavora. E questo è già un errore considerarlo in questo modo, perché ciò che succede a Cagliari non può essere gestito, in sanità, non può essere gestito nello stesso modo in un paese isolato del centro della Sardegna. Quindi ci vorrebbe veramente un taglio sartoriale proprio per ciascuna esigenza di ciascuna realtà, che è totalmente diversa l'una dall'altra. Questo è il fondo della situazione. Anche la gestione dell'emergenza con i cosiddetti gettonisti è una politica, se vogliamo, miope proprio, che consente di navigare a vista pur vedendoci molto poco, perché alla fine se noi non programmiamo e non abbiamo uno slancio verso l'avanti, verso ciò che sarà il futuro, noi stiamo gestendo soltanto l'emergenza, soltanto quello che succede, cerchiamo di accontentare i cittadini, ma lo facciamo in un modo congruo? No, non lo facciamo in un modo congruo, lo facciamo in un modo assolutamente insufficiente e destinato soltanto a tappare i buchi. Siamo in una coperta corta, quindi se la tiriamo da un lato scopriamo i piedi, se la tiriamo dall'altro scopriamo il petto. Questa è un'immagine che deve essere comunque ricostruita, perché bisogna cercare di avere il massimo possibile con poco, però bisogna gratificare i medici, bisogna evitare di renderli scontenti, di burocratizzare troppo la loro professione. Questo vale sia nel territorio che negli ospedali, perché le scartoffie da compilare per ogni tipo di intervento che si fanno in un ospedale, spessissimo, per quanto riguarda il tempo, superano il tempo necessario per eseguire lo stesso intervento. E questo è una cosa che non è ammissibile, perché il medico deve fare il medico e quindi non deve essere mortificato da questo genere di incombenze, per cui credo che bisognerà proprio rivedere assolutamente la progettazione, la composizione della sanità in Sardegna. Essere il generale di un esercito di 8.200 tra medici e odontoiatri, in un periodo come è stato quello della gestione passata, parliamo della giunta Solinas, dove sono capitate tante cose e tante altre cose sono state pensate. Partiamo dal momento del Covid. Com'è stato difficile coordinare e ricevere le problematiche di tutti?
Beh, intanto non sono in generale di nessuno, ma ti ringrazio per l'appellativo, ma insomma, diciamo no, non sono in generale di nessuno, cerco di fare del mio meglio dando come spirito di servizio ciò che posso rispetto ai nostri colleghi, dei quali apprezzo sempre proprio la franchezza con la quale affrontano i problemi e ogni qualvolta posso intervenire in qualche modo per dal sedare una lite anche una semplice discussione come può avvenire tra esseri umani, avviene ovviamente anche tra medici, fino appunto a proporre le istanze di qualunque medico appartenga. Ecco, ma c'è stato un momento, quello del Covid, in cui c'erano dei medici che non conoscevano certe procedure. Allora, intanto... Come si è riusciti a gestire questa situazione? Allora, partiamo questa è una domanda molto complessa e molto difficile. Comunque, partiamo dall'inizio, da quando non erano disponibili mascherine e comunque presidi, diciamo, i cosiddetti DPO, dispositivi di protezione, DPI, cancellate DPO, i dispositivi di protezione individuale, i DPI. All'inizio non ce n'erano e la ASL aveva provveduto con un certo ritardo, cioè la regione con un certo ritardo a fornire le mascherine, le visiere e quant'altro, i camici monouso, i guanti e quant'altro, anche perché non si trovava proprio nulla, ai medici, diciamo, cioè ai medici dipendenti e in parte ai medici convenzionati, ma erano stati lasciati, diciamo, soprattutto all'inizio, erano stati lasciati liberi professionisti. L'ordine ha provveduto attraverso la fornitura di diverse decine di migliaia di mascherine anche agli odontoiatri, che sono per lo più libero professionisti, ma anche agli altri liberi professionisti che non erano né convenzionati né dipendenti. E non era facile reperirle sul mercato. Facile reperirle. Noi abbiamo avuto qualche donazione, in parte ne abbiamo acquistato a suo tempo, stiamo parlando del 2020, e le abbiamo distribuite tramite l'ASL, cioè le abbiamo date all'ASL affinché le distribuisse a determinate appartenenze di medici. Ecco, questo è quello che abbiamo gestito da un punto di vista proprio funzionale. Poi, non appena sono stati disponibili i vaccini da gennaio del 2021, sono iniziati i problemi. Da gennaio 2021 sono state disponibili erano disponibili i vaccini. Noi ci siamo vaccinati per primi, io mi sono vaccinato la prima volta il 9 gennaio e la seconda volta il 29, quindi dopo 3 settimane circa, e tutti noi insomma siamo andati a vaccinarci e abbiamo cercato di, da un punto di vista, perché allora era difficile anche avere i vaccini, quindi non era semplice, e abbiamo concorso nell'organizzazione e anche nella pubblicità, ecco, nei confronti dei nostri iscritti, di fare il vaccino, perché appunto era uno dei presidi principali per cercare di controbattere a questa epidemia. Poi ci sono state poi delle situazioni difficili da gestire, sulle quali però noi non abbiamo avuto voce in capitolo, cioè nel senso che sono uscite delle leggi alla fine del 2021 che hanno detto sostanzialmente i medici che non si vaccinano, addirittura come ricorderete, addirittura quelli che avevano più di 50 anni avevano l'obbligo di vaccinarsi, pena una multa di 100 euro. Poi non so se sia mai stata combinata, non so se veramente queste persone hanno pagato i 100 euro di multa, ma so che il vaccino è diventato obbligatorio per tutti, sostanzialmente, per tutti gli ultra cinquantenni e naturalmente per i medici e per i sanitari in genere, perché i medici, se non vaccinati, avrebbero potuto rappresentare un focolaio di infezione e soprattutto avrebbero potuto prendere una malattia grave
perché allora la malattia era incontrollata, perché ci ha trovato totalmente nudi da un punto di vista anticorpale nei confronti di questo virus, perché non ne avevamo fatto conoscenza prima, per cui ci ha trovato disarmati. E infatti purtroppo sono morti moltissimi medici in tutta Italia, e devo dire anche ai nostri colleghi, anche qui a Cagliari, purtroppo abbiamo perduto dei colleghi e molti sono finiti ricoverati in ospedale, sotto ossigeno e quant'altro, perché lavoravamo, soprattutto all'inizio, con poche protezioni, perché comunque non eravamo a conoscenza di ciò che era questa pandemia, finché non è stata dichiarata ufficialmente. Allora, il problema è che a un certo punto è uscita una legge per la quale dava l'obbligo di vaccinazione per tutti i medici, oppure fino alla certificazione che ci fossero delle controindicazioni importanti per la vaccinazione. Noi abbiamo applicato la legge. E sono stati molti? Sono stati abbastanza. Questo naturalmente ci ha dato un ruolo che non è nostro, perché noi non avevamo il ruolo né di vigilanti, tant'è vero che l'elenco dei medici non vaccinati non proveniva da noi, ma proveniva dal Ministero della Salute, che ci dava gli elenchi settimanalmente dei medici che non erano vaccinati. Okay? E purtroppo l'abbiamo dovuta gestire in questo modo. Noi non abbiamo fatto altro che applicare la legge e sospendere i colleghi che non si sono vaccinati. E questo ha creato problemi personali. La notte non si dormiva per un pensiero e un professionista che si ritrovava da un momento all'altro senza lavoro. La notte non si dormiva, no, perché in effetti al di là delle discussioni che potremmo intavolare sulla efficacia o meno del vaccino, sul fatto che preservasse o meno dal contagio o dalla contagiosità, su questo si può discutere, se ne può discutere anche fino alla fine dei tempi, però il vaccino, questo è stato ratificato proprio di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata un'arma efficace che ha permesso nel mondo a risparmiare almeno 12 milioni di morti in tutto il periodo. Quindi la utilità del vaccino, se non altro per attenuare la gravità dell'infezione, sicuramente è stata importantissima, radicale e assolutamente decisiva per combattere questa pandemia. Sulla parte invece, diciamo, amministrativa, che l'Ordine ha dovuto sostenere, che poi è stato tutto cancellato da un decreto del 31 ottobre del 2023, laddove appunto tutti i medici sono stati, si può dire, richiamati al lavoro, quindi sono state finite, sono state sospese le sospensioni, sono state annullate i provvedimenti di sospensione. Quindi noi al tempo, al 31 di ottobre del 2023, ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato, siamo venuti qua la mattina presto del giorno dopo utile, che era il 2 di novembre, perché il primo è festa, e dalle 8 del mattino ci siamo rimboccati le maniche. Noi, io personalmente sono venuto qua e tutti i dipendenti hanno fatto in modo da richiamare il quasi centinaio di colleghi che al tempo erano sospesi per revocare la sospensione. E ci avviamo alla conclusione, stanno per partire i titoli di coda. Ovviamente è d'obbligo una domanda in chiusura dell'esperienza dell'esecutivo Solinas. C'è stato un nuovo passaggio nella gestione della sanità sarda. Siamo passati da una gestione unica a una gestione come nel passato, con più teste, più pensieri, il ritorno della sede a Cagliari. È stata una positività o una negatività? È un'altra domanda molto difficile. Voglio però ribadire una cosa sull'altra domanda che mi è stata fatta, sul fatto che ci sia, cioè sostanzialmente mi si è chiesto se noi abbiamo messo una mano sulla coscienza per queste cose. Purtroppo, ripeto, ci hanno dato un incarico
che prescindeva dal nostro essere ordine dei medici, perché punire, tra l'altro senza procedimento disciplinare, ipso facto, cioè chi non si vaccinava veniva sospeso, non era una sottoposizione a un procedimento disciplinare, era proprio un ope legis, dovevamo agire così. È come se noi volessimo in qualche modo incolpare il poliziotto che ti mette la multa perché stai andando a 150 all'ora in città o perché hai commesso una violazione o un reato. Le leggi sono queste e vanno rispettate, ovviamente. Se poi mi si chiede, ma questo tu l'hai sofferto personalmente? Certo che l'ho sofferto personalmente, anche molto, proprio perché? Intanto perché non è nelle nostre corde, quelle degli ordini dei medici, combinare sanzioni di questo tipo. E poi perché comunque degli amici tra quei medici. Sicuramente c'erano persone che conosco da tanti anni, degli amici, dei validissimi professionisti che però non sono vaccinati. E ripeto, non entro in questo momento nel merito sul fatto che fosse opportuno o meno vaccinarsi. Io so solo che ho fatto 5 vaccinazioni personalmente e quindi evidentemente, visto che peraltro sono anche immunologo, ci credo. Okay. Detto questo, vengo alla domanda. Allora, intanto c'è stata questa cosa della trasformazione della Sardegna da ASL unica al ritorno alle 8 ASL di prima dell'amministrazione Pigliaru. Che dire? Allora, un po' mi riallaccio a quello che ho detto prima, nel senso che se fai un'ASL unica è difficile che possa, diciamo, in qualche modo dare un taglio giusto a tutte le realtà, perché senza avere l'evidenza dei distretti è anche difficile fare delle scelte, diciamo, uniche per tutta la Sardegna. Però questo poi naturalmente nella giunta Pigliaru c'era chi diceva va bene, però c'erano le ASSL, cioè le aziende sociosanitarie, che sostituivano le ASL di prima e non erano nominate, ma l'ASL era una, era l'ATS. L'ATS parte soprattutto da una cosa sacrosanta, che è quella del centro unico di spesa, ovvero che l'ATS aveva inaugurato, ma si poteva fare un centro unico di spesa senza accorpare tutte le ASL, si sarebbe potuto fare comunque un centro unico di spesa che io non sono un politico, quindi non mi occupo di politica sanitaria da un punto di vista politico, me ne occupo da un punto di vista medico. Siamo proprio alla chiusura, ma se dovesse consigliare al nuovo assessore, così come ha fatto per tante cose, cosa gli consiglierebbe? Di rimanere così? Manterrei il centro unico di spesa, assolutamente, perché naturalmente consente di acquistare con più criterio, con più appropriatezza, ma un centro unico di spesa che funzioni con una cabina di regia valida e affidabile, e invece ripristinerei proprio del tutto i distretti. C'è un problema anche nella prenotazione delle prestazioni, perché tu oggi, se prenoti una prestazione, potrebbero mandarti, io sto esasperando il concetto, ma potrebbero tranquillamente mandarti a Olbia, a Oristano, a Nuoro, a fare la prestazione che richiedi qui a Cagliari, ed è una realtà. Dirti, se hai bisogno di una prestazione urgente, sì, la fai domani, però la fai a Isili. Ecco, tutto questo probabilmente andrebbe rivisto. Ci sono altre problematiche che sono relative anche al trasferimento, per esempio, dei medici, dei dirigenti medici che lavorano in ospedale, che appartenendo, diciamo, alla stessa ASL prima, dentro la ASL il trasferimento aveva delle caratteristiche burocratico-amministrative diverse. È molto problematica la domanda, ecco perché ho detto che non era semplice, diciamo, rispondere a una domanda di questo tipo. Diciamo che c'è stato anche in questo caso poca comunicazione con i medici, cioè i medici sono stati ascoltati poco. Forse sarebbe stato meglio se qualcuno ci avesse chiesto ma cosa ne pensi di una determinata cosa rispetto a un'altra.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.